E con noi Raffaele Padrone, portavoce del sindacato FSP Polizia. Buonasera Padrone. Buonasera, ben ritrovati, grazie ai telespettatori. Senta, volevo parlare con lei ovviamente di questo autunno caldo di manifestazioni, vista ovviamente dalla prospettiva delle forze dell'ordine. Questa mattina c'è stato un sit-in a Padova, davanti alla sede, al comando della Celere, insomma, no? Sì. Un sit-in di protesta al quale hanno partecipato una quarantina di poliziotti per dimostrare contro la gestione del personale in questo periodo di proteste, in particolare contro turni massacranti, poca attenzione ai distanziamenti in trasferta, assenza di riposi e ferie, manifestanti sempre più aggressivi. Questo... Che in realtà però noi qua a Pordenone, almeno quello che vediamo noi con i nostri occhi, non si è verificato, perché i manifestanti di Pordenone, li abbiamo visti anche ieri in piazza Risorgimento, sono tutt'altro che aggressivi, insomma. Certo, nel complesso della domanda c'è immediatamente la risposta, c'è il fatto di avere tutta questa serie di attività, questa attività di piazza, dove il reparto mobile di Padova, qua nella nostra zona, che è la zona poi più calda, abbiamo visto Trieste diventare capitale delle manifestazioni non Green Pass, diventa un lavoro, direi, veramente difficile e gravoso, e quindi proprio il collega Capaldo della segreteria di Padova questa mattina mi ha chiamato e mi ha detto di questa manifestazione, mi ha notiziato di questa manifestazione. Ma sì, vede, tra l'altro la manifestazione problema era organizzata dal sindacato SAP e dall'FSP, che è il suo sindacato. Esatto, e unitamente abbiamo fatto questa manifestazione, un sit-in, quello che ci è permesso fare, un sit-in statico, regolare, ovviamente richiesto e autorizzato, ma per dimostrare che siamo anche noi molto stanchi e stufi di questa situazione. Guardi, le dirò di più, su un reparto di 490 uomini già 130 hanno fatto domanda di trasferimento. Proprio perché logorati, stanchi, perché è vero che il reparto mobile in questo caso ha una differenza da quella di Pordenone, loro sono chiamati per qualsiasi tipo di attività di ordine pubblico nelle piazze, ma qua sta diventando da un mese ogni sabato, ogni domenica, e molte volte ci sono scontri con la polizia, feriti che vanno sì in ospedale, ma le spese poi ricadono sempre sulla persona e quindi sulla gente, e soprattutto quello che è stato richiesto in quella manifestazione era quello proprio di avere ancora le famose telecamere per dare una sicurezza agli operatori che sono lì, perché vengono accusati magari di usare lo sfolagente in maniera non consona. Anche dall'altra parte c'è invece la richiesta, come avviene in altre polizie europee, di avere sulla divisa il nominativo della gente. Ma noi non io perché su questo avevo risposto altre volte. Io quando vado in ordine pubblico basta andare in questura, il magistrato, se ha bisogno di questo, chiede quali sono gli operatori che sono di servizio e il gioco è fatto. Diverso è chi arriva alle manifestazioni, che non mi pare non siano tanto democratiche, arrivare con caschi e spranghe di ferro, credo che ci sia una differenza. Io non so chi c'è dall'altra parte, loro potrebbero saperlo. Io se la persona non viene presa immediatamente, lei adesso si sta riferendo al manifestante agli ultras degli che non va lì stadi, non ai manifestanti di queste ultime manifestazioni. Siccome ha detto che loro vorrebbero che noi avessimo il nome, io le dico no, perché chi vuole sapere chi era in piazza, il magistrato non fa altro che richiedere al questore della provincia l'ordine di servizio e il gioco è fatto. Il problema è che io non so chi è dietro un casco che magari ha una spranga di ferro, che alle manifestazioni mi pare che non si debba andare così. Quello che però lei ha detto all'inizio... Ma ribadiamo che non sta parlando delle manifestazioni lo ripeto, che si svolgono in questi giorni. Ma certo, infatti sto dicendo, vede la differenza tra, lei mi ha chiesto nella domanda, con la piazza di Pordenone e la piazza di Trieste o la piazza, per dire, di Padova, Milano e Roma.
Beh, io credo che abbiamo un'attività investigativa, una squadra politica diretta dal nostro dirigente, il dottor Gobbo, con chiaramente la supervisione del Questore, che hanno garantito e garantiscono la collaborazione e la comunicazione tra le persone che vanno a dimostrare, che possono dimostrare. L'unica cosa... Gli stessi organizzatori della manifestazione di ieri a Pordenone, sì, in piazza Risorgimento, che io ho intervistato, hanno spezzato una lancia in favore dell'operato della Digos, dicendo che la Digos di Pordenone, chapeau, insomma, è sono contento per due motivi: insomma, per la professionalità che dimostrano i colleghi, e contento perché allora io non dico fesserie quando esalto il lavoro e l'operato dei colleghi. Questo mi fa piacere, però voglio dire, la diversità di piazza è chiaramente dovuta sempre a chi fa parte a quelle manifestazioni, perché se le persone vanno lì per democraticamente dimostrare i loro diritti, pensieri, quello che vogliono, se non subentrano persone, frange diverse, pagate da qualcuno per fare confusione, per fare scontri, le manifestazioni in Italia non avrebbero bisogno di polizia. Ecco, in chiusura brevemente una considerazione finale. Probabilmente questa pandemia e questa situazione che stanno vivendo stanno esacerbando, stanno evidenziando ancora di più una carenza strutturale di cui tra l'altro lei è, come dire, che lei denuncia da tanto tempo, anni, che questa ormai cronica carenza di organico. Ha visto che girando e non rigirando, ho ragione quando dico, se lì in un reparto del genere e noi in una questura del genere dovessimo far fronte ogni volta a manifestazioni con scontri, noi saremmo veramente disarmati, perché ripeto, un reparto inquadrato che sa che fa solo quello, 130 persone se ne vanno, vogliono andarsene, significa che non avremo neanche la possibilità di un ricambio, perché questo è il vero problema. Cioè, Pordenone, se dovesse, già oggi il collega soffre perché magari è un doppio turnista, perché si trova poi a fare l'orario di ufficio e poi correre in piazza. Io credo che bisognerebbe fra un po' cominciare con la politica, a ricominciare a fare dei calcoli, soprattutto nella nostra regione. Ognuno guarda il suo paesello, io guardo la mia regione, ed è una cosa disastrosa. Adesso le elezioni sono finite, tiriamo sulle maniche e cominciamo a pensare a far arrivare persone a Pordenone, ma Udine, Gorizia è la stessa cosa, Trieste. Grazie a Raffaele Padrone. Appuntamento alla prossima settimana. Grazie direttore. Grazie. Stamattina all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine si è fatto il punto sulla situazione epidemiologica in Friuli Venezia Giulia. Presente anche il vicepresidente regionale Riccardo Riccardi. Vediamo il servizio.